Il Movimento 5 Stelle è una sorta di tsunami, una forza elettorale straripante che, imbracciando le armi della democrazia, ha invaso la scena politica e con la concomitante netta affermazione della Lega si aprono ora nuovi scenari nel segno della cosiddetta Terza Repubblica. Anche nell'Agrigentino i grillini hanno conquistato tutto quello che c'era da conquistare, lasciando gli avversari quasi tutti a bocca asciutta. Nei seggi uninominali a trionfare sono stati il giovane ingegnere della città dei Templi, 28enne Michele Sodano, e il medico saccense Rino Marinello. Il primo, che andrà ad accomodarsi in una delle 221 poltrone di Montecitorio targate Movimento 5 Stelle, ha conquistato 62.587 preferenze. Nella partita, che di fatto non c'è stata, Sodano ha avuto decisamente la meglio sul candidato del centrodestra Lillo Pisano, che ha messo assieme 39.370 voti, e su quello di centro-sinistra Giuseppe Sodano, che di voti ne ha raccolti poco più di 13.500, e su Bianca Guzzetta di Libere e Uguali, che si è fermata a 3.425 consensi, via via tutti gli altri. Ha fatto pienone di voti anche l'altro grillino eletto nel collegio uninominale per il Senato. Rino Marinello ha ottenuto oltre 120.000 voti, quasi doppiato chi si è piazzato secondo. Il sindaco di Cammarata Vincenzo Giambrone alla vigilia ha dato per favorito, espressione della coalizione di centrodestra, è riuscito a collezionare 70.000 preferenze. L'altra agrigentina in corsa, il deputato nazionale uscente del PD Maria Iacono, sostenuta dal centro-sinistra, si è dovuta accontentare di quasi 28.000 voti. Ha superato appena i 6.000 voti Francesco Zammuto di Libere e Uguali. E andiamo ai seggi attribuiti con il metodo proporzionale. Anche qui protagonisti pentastellati. Staccano il biglietto per la capitale il bivonese Filippo Perconti, la grottese Rosalba Cimino e la nissena Azzurra Cancelleri, sorella di Giancarlo. E in questo dominio giallo c'è anche una pennellata di azzurro. Approderà a Montecitorio la licatese Giusy Bartolozzi, capolista nelle file di Forza Italia, mentre per il Partito Democratico ce l'ha fatta Daniela Cardinale. Per la Lega Noi con Salvini traguardo raggiunto per Alessandro Pagano, e per Fratelli d'Italia missione compiuta per Carolina Varchi.